Crisi di governo forse inevitabile in municipio a Chioggia. Il PD clodiense venerdì sera ha espresso all'unanimità la sua insoddisfazione per l'operato del sindaco Giuseppe Casson. PD che è prima forza politica in Consiglio Comunale con 8 membri e anche in Giunta dove aveva 4 assessori che lunedì scorso hanno rimesso le deleghe al sindaco. Motivo la protesta per il licenziamento da parte del primo cittadino dell'assessore al turismo Silvia Vianello, rea di alcune uscite sulla stampa che, a detta di Casson, avrebbero sconfessato alcune sue scelte. Sono in attesa dell'indicazione di un nome in sostituzione dell'assessore Vianello e mi auguro, confido che prevalga il senso di responsabilità da parte del Partito Democratico stesso, perché molte sono le cose da fare, molto è il lavoro che ci attende. La crisi è tutta in questa frase. Il PD Chioggiotto ha detto al sindaco che non proporrà altri nomi per il posto di assessore al turismo perché Silvia Vianello va subito reintegrata. E sulle molte cose da fare in città è deluso da Casson e lo accusa di non avviare progetti pronti e finanziati, inspiegabilmente fermi sulla carta, come la ZTL, il nuovo PAT, la nomina del dirigente all'edilizia privata. Per questi motivi è meglio aprire una crisi e subire il possibile commissariamento del comune? Dopo il direttivo allargato di venerdì sera, il Partito Democratico ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione. Io credo che debba prevalere ancora una volta, come ho già detto prima, il senso di responsabilità rispetto a una città che non può permettersi di non essere governata e di lasciare ad un commissario prefettizio la gestione delle tante questioni di criticità che oggi involgono la città di Chioggia. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 2014 per 78 milioni di spese. Non si sa mai, almeno i servizi ai cittadini, in caso di crisi, sarebbero garantiti.